Ciao imbruttiti, oggi siamo al Camp Party a Val Canover sul lago di Caldonazzo in Trentino Alto Adige. Qua c'è un attimo freschins, 16 gradi, ma devo carburarsi. Siamo venuti a chiedere ai trentini qualcosa del vento. Andiamo a vedere. Dimmi chi è Marco Polo. Dimmelo tu! Dimmelo tu. Non lo so. Quello che ha fatto le caramelle col buco. Polo, le caramelle Polo. Sì. E invece l'aeroporto di Venezia cosa c'entra con Marco Polo? Sarà partito da lì? Perché è partito dall'aeroporto? Perché si chiama aeroporto Marco Polo? Perché abitava lì? Perché Marco Polo abitava lì, all'aeroporto di Venezia. Marco Polo è lo scopritore, ha fatto la scoperta. Camminava, è arrivato freddo. Polo Nord, Marco Polo. Ha scoperto il Polo Nord. Polo Sud. Polo Nord, lui andava sempre in su. Uno viaggiatore di Venezia che è andato via in Cina, ha fatto la via della seta. Polo ha scoperto qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Ma niente di importante. Se gambentà, la Nina Pinta a Santa Maria, esa è quello, esa è partita dalle parti vostre. E dimmi chi è Giacomo Casanova? Ah, quel che rimorchiava? Giacomo Casanova, uno scrittore famosissimo. Guarda che hai ragione, c'è uno scrittore. Non so, è scrittore. Giacomo Casanova ha scritto. Non è una cazzata, è uno scrittore. Ha scritto in Gran Calonia con le donne. Era un troion di Venezia che piaceva a tutte le femmine. Pensa se te vivevi allora, che piacevi anche a te. No, ma non è quel che faceva le magie a televisione. Per Domenica Live, che cazzo ne so. Domenica Live. Vera, è vera? No, Domenica. Giacomo Casanova, Domenica In. Che Domenica Live era un altro Casanova. Di me dici Felice Maniero, sì, ma Casanova non mi ricordo. Un veneziano? Un gigolò? Ah, te che ha messo anche a te un po' di voi, quando hai sentito Casanova. Casanova era un mago. Dove l'hai visto? In TV. Di dove? Giacomo Casanova. So, strada di Milano. Di Milano, parliamo di Veneto, ovviamente di Milano. Dimmi un luogo comune sul Veneto. Le bestemie. Questo è un luogo comune. Le barzellette, tanti quelli. Vado matti per le barzellette veneti. Treviso. Treviso. Treviso è bellissimo perché ha i canali. È molto bella Treviso. Quindi è un bel luogo comune. Sì, è un luogo comune. Comune? Sì. Verona? Verona? Sì. Un altro luogo comune sul Veneto è Cortina. Un luogo comune? Sì. Belluno, veronese. Belluno. I trentini sanno dove è Belluno, i veneti no. Padova. Perché secondo te è comune? Perché che tutte le università. Sossano. Sabato prossimo si sposa con una vicentina di Sossano, quindi luogo comune sul Veneto. Sossano. Quindi il luogo comune sul Veneto è Fastro, in provincia di Belluno. Esatto. Melame è un paese, luogo comune dove si ritrovano i veneti. Ok, perfetto. Se che altro risponde da Mona, ti rispondi uguali. I coglioni vanno sempre insieme. Ok. Non so, il luogo comune del Veneto. Mi vago a Jesolo in Veneto. È il Veneto? Sì, è in Veneto, Jesolo. Ecco, bondi, vago. Quindi il luogo comune sul Veneto è Jesolo. Sì. I veneti vieni in Trentino a binar funghi. A far cosa? A raccogliere funghi. Vicentini Magnagatti. Stereotipo o una cosa che gli altri pensano di quel paese, di quelle persone. Diciamolo che a Val Canover non tutti pensano che il luogo comune sia una città. Ok, pensano che sia un luogo conosciuto, invece è un luogo comune che è diverso. Perché secondo te è un luogo comune? Noi trentini, quando veniamo giù a Belluno, prendiamo le barchette e ci facciamo tutti i ponti di Belluno sotto con le ragazze come tac tac tac. Quindi i trentini vanno a Belluno a trovare le venete. A piombare, sì. E lo rendono un luogo comune. Lo rendiamo un luogo comune. Dimmi un'espressione veneta che conosci. Che sborro. Piscio! E Geseo. Goldon. Ma se io ti dico te sei un goldon, cosa ti sto dicendo? Sei un coglione. Magna Marchesi. Che vuol dire? Magna... Sorbenti. Sorbenti. Magno e il riso col tastasale. Una luganica veneta. Che sborri, trombo come un toro. Penotti alti. O si dice pelle d'oca è penotti alti. Sì. Mi piace. Sì, ok, ma avevo detto proprio... Te devi proprio
mettere l'aria proprio quella scorese nello stomaco, proprio, E dopo dire, Zio Can. Insomma, te godito! Sta calmo! Vieni, dorme, sono ubriaco! Cos'è l'espressione d'emergenza? A Trieste dov'è? È il confine con la Bosnia. Ah, quindi non è in Veneto. Sì, è in Veneto. Ah, è in Veneto, però il confine con la Bosnia. È confina. No, perché infatti il Veneto confina quasi con la Bosnia. Cioè, confina, insomma, dai, è vicino.